L'Avagnese in caduta libera in quest'ultimo periodo perché per i bianconeri sono 4 le sconfitte nelle ultime 5 gare, la trasferta contro un Legnano tranquillo a centro classifica diventa chiave di volta di un campionato che potrebbe prendere una piega preoccupante, una piega buona, sembra prendere la gara del Giovanni Mari perché al terzo minuto una punizione dal limite calciata da Diego viene inesorabilmente deviata dalla barriera mettendo fuori causa Russo, vantaggio lampo dei Liguri cui segue una fase di studio rotta al 33esimo da un altro calcio di punizione, questa volta nella metà campo bianconera. La traiettoria di Di Lerni è insidiosa, ancora di più il tocco di Cocuzza che vale il pareggio dei padroni di casa. La Lavagnese regge tutto il secondo tempo, poi però crolla perché è l'82esimo quando una punizione fotocopia quella del pareggio finisce alle spalle di Gianluca Bova. La rete viene attribuita al numero 4 di Lernia nel finale. Con tutti i bianconeri in avanti, il capitano Lombardo Gaspari trova il varco per entrare in area da sinistra e freddare con il destro Bova per il definitivo 3-1 che apre ufficialmente la crisi della Lavagnese alla quarta sconfitta di fila e in partenza per la trasferta di Gozzano.